Buongiorno da Giovanni Schiavo e da Run TV, la trasmissione che corre con voi e che settimanalmente trovate sul web. La scorsa settimana ha avuto luogo a Treviso la prima edizione della Treviso Half Marathon, un'edizione che ha visto al via oltre 2100 atleti, di cui ben 600 donne. In campo femminile la vittoria è andata alla keniana Jeb Kurgat, seguita dalla nostra Giovanna Pizzato e buon terza Maria Righetti. In campo maschile la vittoria è sempre stata dedicata ai keniani e la vittoria è stata di Limo Kiprop, seguito da Ndiema Leon e Gobbo Simone. Sempre domenica e sempre vicino a Treviso, in località di Musano, si è svolta una manifestazione, il Trofeo Avis, valido per il campionato podistico Triveneto. Una manifestazione che ha visto al via oltre 2000 atleti e gli organizzatori hanno allestito 3 percorsi, uno di 5 km, uno di 11 km e la classica distanza della maratonina di 21 km e 0,97 metri. In campo maschile la vittoria nella mezza maratona è andata a Lucio Fregona, seguito da Lucio Cadorin, mentre in campo femminile si è registrata la vittoria di Silvia Pasqualini, che ha preceduto Maria Bedini e Antonella Pasqualini. E adesso andiamo a Dolo, dove si è svolta la Family Run, che ha registrato una presenza di oltre 6.000 atleti al via. Un servizio a vostra disposizione. I told some lies and made you cry, broke your heart. What a foolish guy. Played with your head, cheated in bed. Alla partenza della Family Run di Dolo anche il sindaco Gottardo. Anche il sindaco insieme con uno dei presidi dei nostri plessi scolastici, non è un caso perché proprio prima ho detto scuola e sport, no? Questo binomio che a me interessa molto come sindaco. È una Family Run importante, numeri veramente eccezionali. Ancora una volta Dolo ha risposto benissimo. Dolo risponde, ma risponde tutto un territorio, perché di fatto mi dicono che ci sono più di 40 scuole iscritte di tutti i comuni, 56 associazioni, quindi veramente sta diventando un evento nell'evento. Questa settimana poi anche molto importante l'anticipo di una settimana rispetto alla Venice, proprio per dare spazio al territorio per una settimana intera per esprimersi, quindi in vista dell'Expo stiamo facendo le prove. Lo sport è fondamentale per la formazione dello studente dai 14 ai 18 e quindi benvengano tutte le attività sportive che noi possiamo promuovere. Questa è un'attività propria che parte dal liceo, insomma parte dalla storia, e ci onora e ci gratifica anche per la presenza così ampia del territorio. Ragazzi, facciamo come i grandi maratoneti, le grandi mani al cielo della Family Run, tutti insieme, la grande ola, guarda che immagini che regaliamo al mondo, Family Run, fate un grande urlo, il boato della Family Run 2014, che meraviglia! Family Run 2014 di Dolo, siamo con Manuela Lavorato. Quanto belle e importanti sono manifestazioni come questa? Sono manifestazioni meravigliose per il territorio, perché qui siamo nella bellissima pista di Dolo, però ha coinvolto tutti i paesi nei dintorni e siamo arrivati a un numero incredibile di 5.000 partecipanti. Io ho visto vicini di casa, amici, ed è una grande festa. Oggi tanti ragazzi non sono andati a scuola, ma penso che impareranno qualcos'altro. Tanti ragazzi con cui stare insieme, fare sport, vedono l'impianto. Io trovo che queste cose siano molto molto importanti. Una riviera poi che sembra avere una passione particolare per il podismo e per l'atletica in generale. Beh sì, io spero di avere in piccolissima parte contribuito, ma tutto questo è dovuto a un team eccezionale dell'Atletica Riviera del Brenta col suo presidente Michele Stellon, ma poi anche una collaborazione eccezionale con il comune, con la sindaco Gottardo. E questa è una grande famiglia, per questo si possono creare questi grandi eventi. Siamo con Lorenzo Cortesi alla partenza della Family Run di Dolo. La gente ha risposto in maniera passionale. Sì, raggiunto l'obiettivo, come vedete alle mie spalle è uno spettacolo, tribuna piena. Questa è la tribuna del calcio, per cui atletica 1, calcio 0, perché questa tribuna non si riempie mai così. Cosa si prova a vedere che gli sforzi di un anno lavorativo danno questi risultati? Grande emozione come sempre, anche se è il 20° anno per me, ma è sempre un'emozione unica. Quindi adesso partiamo con la gara e via. Della Family Run
2014. Vi ricordo tutto questo in collaborazione con la Liper, con Battaglio, Banco San Marco, Venezia è Unica, San Benedetto, Porto di Venezia, Coldiretti, Palmisano, Castellano, Vigilanza, la Veritas. Presidente Piero Rosa Salva, vedere che il frutto del lavoro dà dei risultati del genere è bello, dà ancora più passione. Ma la passione non ci manca e se ci fossero momenti di stanchezza ci pensa l'entusiasmo dei ragazzi e della gente che ci segue, che ci sprona a continuare in questo lavoro. Stiamo festeggiando la 29esima edizione della Venice Marathon e devo dire che la guardiamo come un albero che evidentemente ha radici solide, l'abbiamo piantato 30 anni fa e poi tutti ci hanno messo il proprio impegno, il proprio entusiasmo. Quando poi nacquero le prime gare per i ragazzini e le Family Run abbiamo avuto un'ulteriore iniezione di fantasia, di energia e anche le finalità sociali le troviamo assolutamente irrinunciabili, quindi noi proseguiamo come comitato organizzatore con entusiasmo, ma il merito è soprattutto della gente del nostro territorio e in particolare della Riviera del Brenta oggi, ma di tutto il territorio veneto e veneziano che ci stimola a continuare. E Dolo e la Riviera del Brenta meritavano una Family Run tutta per loro, anticipata rispetto al programma degli anni scorsi, che di fatto dà il via, diventa la cerimonia di apertura della 29esima Venice Marathon e abbiamo cominciato nel modo migliore e speriamo di proseguire. E questo fine settimana si correranno altre due Family Run, una con partenza da San Giuliano a Mestre e una a San Donà di Piave con partenza da Piazza Indipendenza. La prossima settimana potrete vedere le immagini che avremo registrato durante la manifestazione sia di San Giuliano che di San Donà. E dalla Family Run di Dolo ancora altre interviste. Eccomi che arrivano! Che meraviglia! L'applauso per la vincitrice Family Run 2014, Allegra Bacco! Bravissima! Fate una grande prova, è arrivato anche il preside. Ragazzi, intanto raccontiamo un po' qual è la vostra vita sportiva. Voi fate? Atletica. Atletica anch'io. Ok, com'è andata la gara di oggi? Sì, così, cioè volevo stare con Luca e volevo batterlo, ma cioè, è stata dura. Allora Luca, tu sei un atleta abbastanza forte, uno dei top dell'atletica Riviera del Brenta, hai fatto però un gran bel gesto all'arrivo, no? Non hai voluto la volata, hai voluto l'arrivo in piena sintonia con quello che è lo spirito della Family Run, mano nella mano, braccia alzate assieme al tuo avversario in cara, ma oggi amico. Beh certo, perché questa non è una corsa competitiva e ritengo sia giusto arrivare assieme ai propri compagni. E comunque ammetto che ero veramente distrutto, io non riuscivo neanche a tenere gli ultimi 100 metri, ero KO. Quindi c'era un po' di strategia, no? Meglio non lanciare la volata. Anche. I'll throw some light and make it bright. Invitiamo tutti coloro che ci stanno osservando, se sono amanti del running, a inviarci le loro notizie
i commenti, le cronache, le foto all'indirizzo in sovraimpressione. E adesso passiamo a un'intervista che abbiamo registrato con Manuela Levorato, più volte nazionale italiana di atletica leggera, più volte campionessa italiana e ancora oggi la più forte velocista italiana. Parliamo di Manuela Levorato, atleta. Cosa stai facendo in questo particolare momento dal punto di vista sportivo, naturalmente? Beh, insomma, io ho 21 anni di attività alle spalle, comincio anche un po' a scricchiolare e siamo un po' agli sgoccioli, faccio un po' di mantenimento, ma sarà un anno un po' di transizione questo. Che effetto fa essere attualmente la donna più veloce d'Italia? Ma non ci penso spesso perché è una piacevole abitudine. E era un mio scopo fino ai primi anni di carriera che ho raggiunto a 21 anni, adesso ne ho 37 e beh, insomma una cosa che mi accompagna, è bello, è questa sensazione di essere la donna più veloce, però mi auguro anche che ci siano, magari proprio da questi territori, qualcuno che possa ritoccare i miei record un giorno. Blocchi di partenza, 100 e 200. Cosa deve pensare, avere un atleta in quei momenti e soprattutto come deve dosare le sue forze in quel breve percorso? Una domandina facile, guarda ci vuole sì un po' di esperienza, però dipende poi anche dal carattere che ha ogni atleta. Io sono sempre stata estremamente istintiva e le mie sicurezze le costruivo in allenamento, perciò io credo, ma come in tutti gli ambiti, anche lavorativi, lavoro, io mi sono sposata con la mia professione, ci ho creduto e ho raccolto delle belle cose. Quando poi tu sai di aver fatto bene il tuo lavoro e anche in maniera onesta lo possiamo dire, e vai sui blocchi con una certa serenità. Tra le tue attività c'è anche quello didattico, insomma lavorare con i giovani. È difficile parlare di atletica con i giovani, fare atletica con i giovani? Ma in verità no, perché rispondono molto bene. Ai ragazzi alla fine piace stare nei campi, piace giocare, piace essere coinvolti e anche un sano agonismo che non deve essere esasperato. Questo è il messaggio che vuol passare la mia società di origine e io da quest'anno rivesto con molto orgoglio il ruolo di vicepresidente onorario dell'Atletica Riviera del Brenta e insomma mi sono presa a carico di curare il settore giovanile perché trovo che sia giusto. Io ho ricevuto tanto dall'ambiente, dunque adesso è arrivato il momento di dare qualcosa indietro. E allora, nel ringraziarti per la tua gentilezza, chiudiamo con uno spot. Invitiamo i giovani a venire a fare atletica. Ma sì, atletica o qualsiasi altro sport vogliate fare, l'importante è muoversi e avere una buona alimentazione, stare insieme e fare amicizia. Da quella che è la velocità che abbiamo visto con Manuela Levorato passiamo ad una velocità diversa. Siamo nel negozio S3 Sport di Mestre in Via Carossa con Stefano Bertoldo, istruttore tecnico di Nordic Walking. Ciao Stefano, il Nordic Walking come si frequenta, come ci si prepara, quali sono i benefici che porta questa attività? Allora, la disciplina è nata in Finlandia per conto del Ministero della Sanità e lo scopo era quello appunto di portare un'attività completa per le persone durante i mesi estivi. Là in Finlandia durante l'inverno si fa lo sci di fondo, quasi tutti lo praticano, ed d'estate chiaramente non c'è la possibilità di fare lo sci e quindi la gente camminava, andava in bicicletta, passeggiava, però rimaneva un po' da risolvere il problema di completare quello che era il movimento e quindi con studi tramite l'Università di Helsinki praticamente sono stati studiati dei movimenti che portino a muovere la maggior parte del corpo, quindi spalle, colonna vertebrale, cioè di fare un movimento che sia completo, che non sia diciamo troppo invasivo e che quindi possa essere praticato da tutti. Quanto tempo ci vuole per iniziare ad imparare un'attività del genere? Come si può imparare e dove si può imparare? Ma diciamo che ormai in Italia ci sono varie scuole. Noi abbiamo un gruppo all'interno del negozio e abbiamo 150 praticanti e tutto inizia con un corso praticamente di 3 giornate, ciascuna da 1 ora e mezza, dove viene insegnata la tecnica di base, l'uso dei bastoncini,
e appunto tutta la postura e il posizionamento, in modo che uno sia poi in grado di poter camminare per proprio conto. Per il Nordic Walking l'elemento indispensabile qual è? È il bastone. Chiaramente non è questo, perché questo è un bastone da trekking e molti credono che sia la stessa cosa, in effetti non lo è, perché questo è un bastone che viene usato soprattutto per appoggio, per scaricare i pesi, mentre il bastone da Nordic Walking è un bastone che è completamente diverso, è più leggero, è più elastico e diciamo soprattutto cambia l'impugnatura, perché l'impugnatura è un'impugnatura un po' diciamo anatomica, c'è un destro e un sinistro, diciamo deve essere impugnato, però praticamente non è mai impugnato in chiusura come viene usato il bastone da trekking. Si ha solo un attimo nel ritorno in cui viene chiusa la mano. Per il resto quello che lavora è proprio il lacciolo, cioè la spinta, perché il bastone va usato in spinta e quindi non è il discorso dell'appoggio, ma il discorso proprio di spingere, di far ruotare la spalla e quindi spingere fino in fondo in modo da portare in rotazione completamente il corpo, far lavorare la spina dorsale e far lavorare le braccia. E ringraziamo Stefano, che prossimamente troveremo con altre informazioni che riguardano il Nordic Walking, per essere sempre d'aiuto a coloro che vogliono praticare questa nuova disciplina. E adesso lanciamo gli appuntamenti sportivi che riguardano il nostro mondo. Ecco alcune notizie e appuntamenti in breve. Il martellacense Marco Boffo ha conquistato un argento nella maratona di Verona, percorrendo i 42 km e 195 metri in 2 ore 36 e 21. Si è tenuta a Marostica una mega staffetta dedicata a Libera, associazione contro le mafie. Oltre 500 i partecipanti che in 7 ore di corsa hanno superato i 60 km di percorso. Tra i partecipanti l'olimpionica Gabriella Dorio e la giovane azzurra Beatrice Fiorese. Domenica 26 ottobre, oltre alla 29esima edizione della Venice Marathon, ci sono anche molte altre gare, come la 30esima Strapadova Viva, Camminemo per Lori, manifestazione podistica di 2, 6, 12 e 21 chilometri. Sempre domenica 26 ottobre, la 40esima Marcia de Sandrigo, manifestazione podistica a passo libero, non competitiva. Domenica 26 ottobre la Sueso, 27esima Camminada per Sant'Andrea a Sant'Andrea di Barbarana, comune di San Biagio di Callalta. A Combay si svolge la 18esima edizione di Marronando, marcia non competitiva tra i vigneti di Combay. Venerdì 31 ottobre a Martellago si svolge la Halloween Run, corsa di 5 km in costume. Sabato 1 novembre a Chirignago, Venezia, Corri per Monica, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Atletica Chirignago. Domenica 2 novembre, 41esima Marcia della Vittoria a Noventa di Piave. Per gli amanti del Nordic Walking o per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina, si ricorda che la Scuola Federale della Provincia di Venezia organizza dei corsi dove imparare e praticare il Nordic Walking a Mestre, Mirano, Marcon, Lido di Venezia e a Quinto di Treviso. Siamo nel negozio S3 Sport di Mestre in via Carossa e anche oggi chiudiamo la seconda puntata, dando appuntamento a tutti gli amici podisti a seguirci su Run TV. Ricordiamo a tutti che se avete notizie, informazioni, filmati, video, qualsiasi informazione inerente alla nostra attività, quindi la corsa, il Nord Walking e il trail, di inviarceli all'indirizzo in sottoimpressione. Nel salutarvi, ricordiamo che tutte le puntate sono sempre visibili sul sito Run TV, su Facebook e sul sito venetodoggi.it. A tutti un saluto da Giovanni Schiavo.